È una partita dove ci sono in palio 3 punti come le altre. Io per me personalmente non era una partita particolare quella con l'Ascoli, per cui non lo è neanche questa, insomma, è una partita come le altre dove bisogna cercare di portare a casa il massimo dei punti. L'anno scorso mi ricordo che giocava nella Nocerina, c'è Farias che secondo me è molto un buon giocatore che può dar fastidio. E poi anche altri giocatori come Cutolo, cioè lì davanti comunque ci sono dei giocatori validi, però noi sappiamo come affrontarli. Ho vissuto in modo tranquillo, siamo arrivati ai playoff, poi non siamo riusciti a portare a termine quello per cui ci eravamo preparati, insomma, per la promozione. Si è voltato pagina, ora siamo qui, si pensa al presente e basta, insomma, si va avanti. Stiamo lavorando bene soprattutto durante la settimana, abbiamo sempre dimostrato di essere un gruppo unito, sia in campo che fuori dal campo, che è molto più importante secondo me. La forza, diciamo, è tutta la squadra perché i primi a difendere sono gli attaccanti che fanno partire il pressing alto, per cui per noi difensori viene tutto più facile, ci troviamo magari anche a dover lavorare un po' meno. Insomma, se quelli davanti fanno il lavoro come stanno facendo, è tutto di guadagnato.